che è una serata particolarmente importante, perché vorrei sottolinearlo ancora. È la prima volta che in Sardegna, nel corso della stessa serata, si mettano a confronto i vincitori di 4 dei diversi concorsi per voci nuove del canto sardo, del canto tradizionale a Saghiterrina, che si svolgono nelle diverse località dell'isola. È la prima volta, quindi io vorrei che la gente tenesse presente tutto questo. Mi avrebbe fatto piacere un maggiore afflusso di pubblico, però visti i tempi grami che corrono per il canto tradizionale, diciamo per le tradizioni sarde in genere, ci accontentiamo di come stiamo andando questa sera. Soprattutto ci accontentiamo di come stanno cantando questi bravissimi concorrenti che stanno veramente dando il meglio di sé. Invito anche i componenti della giuria a riprendere posto, perché noi stiamo per riprendere, così come invito gli amici della Proloco a chiudere il reparto sussistenza, così possiamo ricominciare con il canto. Ripeto sempre, ormai lo sapete, però repetita iuvant, non fa male ripeterlo, che i cantadores si esibiranno nell'ordine nel quale sono sistemati sul palco, e pertanto Maurizio Mocci, Giuseppe Tamponi, Salvatore Tore De Riu e Graziano Massaio. Il chitarrista ormai è un volto notissimo, non solo per quanto riguarda il pubblico che normalmente segue le gare, ma anche quelli che seguono la televisione, ormai sei quasi dappertutto, è il famoso e bravissimo Nino Manca. Mi dicevi? Ecco, siccome Nino Manca, l'ho detto altre volte, l'avrei detto dopo, e ci tiene a sottolineare che lui, oltre che bravissimo chitarrista, è anche conduttore di un seguitissimo programma radiofonico a Radio del Golfo. Siccome questa serata viene anche ripresa e registrata da Tonieto, e quindi verrà messa in onda anche radiofonicamente su Radio del Golfo e in TV grazie a Super TV. Quindi abbiamo la possibilità di coprire un largo spazio di tutta la Sardegna, e quindi questa gara verrà seguita da tantissimi, quindi datevi da fare, soprattutto a partire dai canti che andrete ad eseguire a partire da questo istante, cioè di seguito Canto alla Gadduresa, 2 bogues ripetute, Savilonzana, 2 bogues, 2 filonzanas ripetute, e ancora Canto in Re, 3 voci in Re, quindi Gadduresa, Filonzana e Canto in Re. A voi. Cantulati in piesina e come canta matà.
occupare sa fantasia.
E ogni tanto Nino Manca si vuole divertire con qualche pennata particolare. Bene, ci stiamo avviando verso la fase conclusiva di questo confronto che ha visto i vincitori di 4 dei più importanti tornei per voci nuove del canto sardo che sono svolte quest'anno in diverse località dell'isola. Credo che stiano dando il meglio di sé, vedo che il pubblico è particolarmente attento e pertanto ne posso sicuramente desumere che stiano cantando bene e che incontrino il favore appunto del pubblico. Credo che continueranno così su questa strada, adesso si apprestano ad eseguire il canto alla corsicana, dopodiché, ripeto ancora, l'ho detto in apertura ma lo ripeto, dopo il canto alla corsicana ci sarà il Mielà che obbligatoriamente tutti e 4 dovranno eseguire, dopodiché ciascuno di loro sceglierà un canto classico, un altro dei canti classici, o fa diesis o si bemolle o disisperata da eseguire, dopodiché il lavoro non sarà più il loro ma sarà della giuria, loro
avranno finito, aspetteranno semplicemente il responso della giuria. Speriamo che lavorino bene i nostri amici giurati, d'altra parte trattandosi di persone particolarmente competenti non c'è da dubitare che giudicheranno per il meglio e credo che il pubblico sarà d'accordo con loro poi alla fine, ma intanto Nino sta provvedendo a risistemare qualcosa, sì, con la chitarra. Sì, sì, ma lui stava così predisponendo al meglio la sua chitarra, canto alla corsicana.
Sono sempre in Tripolia e non me corisa fanna cantendi tirani mia dormi tu corisa Bene, dopo il canto alla corsicana potrete ascoltare il Miellà, però visto che Nino ha bisogno di un attimo di sosta, ne approfitto per chiedere qual è il secondo canto classico che avete scelto. Maurizio? Disisperata? Tu disispirata? La faccio anch'io perché la voglio dedicare alla Sardegna in difficoltà, che la Madonna ci aiuti. Tu? Allora fanno tutti e quattro, e anche questo sotto certi aspetti va anche bene, perché sarà anche questo un confronto
perché anziché fare altri canti classici hanno scelto tutti e quattro la disisperata. Eh? Beh, va bene, non so se hanno cosa canta. La primavera che era quella di Cuccuro e poi di Cuvendo. Bidesa Rara, lui ovviamente canterà la disispirata tempiese, la Toia si può dire quella di Bidesa Rara. Madonna, Mamma Eterna Universale, è una inedita di Franca Pinna. Perfetto. Ave Maria Soverana Santa, che era il cavallo di battaglia di Giuseppe Chelo. Quindi abbiamo anche le quattro disisperadas, credo che, anzi no, tre disisperadas e una disispirata. Nino Manca è pronto, iniziamo con il Miellà.
Bene, credo che la giuria sia quasi arrivata al dunque, manca solo un ultimo dettaglio, la disisperata. Ripeto ancora, tutti e quattro eseguiranno la disisperata, l'unica differenza è che 3 sono in logudorese e 1 è in gallurese, la disispirata. D'Indio Giotto avrò la vinta identica ma è perfetta la vinta è identica
cantano a tutti la toccata. Tutti lo mari e le de cagli kita makadama no
Sardegna, s'amore isu bene. Bene di consigna. Animale, con un saluto a sa classe sociale, una fora che ogni la maligna, ti prego che repeste la savora. Ti prego guerra e peste. La savora, nella savora, la savora. Ti prego che repeste la savora e sa Sardegna si sti dai cultura e sa Sardegna si sti
pace, lascia grazia più umana.